Aereo francese sorvola lo spazio aereo italiano, si interrompono i contatti, si teme il dirottamento, 2 jet partono da Istrana all'inseguimento, allarme rientrato poco dopo, superato il muro del suono, panico per i boati. Ieri sera affollata assemblea dei sindaci e comitati nel paese dove Terna progetta di costruire una centrale di smistamento da 80.000 metri quadrati, unanime il no, il progetto devasterebbe il territorio, dicono. Corsa a Casugana, sempre più vicino all'accordo con una super lista Zaia Gentilini in appoggio a Mario Conte, un valore aggiunto fondamentale, dice il leghista Marzio Favero. Appello del presidente di Asco Trade ai parlamentari neoeletti, rivedere subito la legge che prevede che il buco creato dagli evasori dell'energia elettrica venga sanato dagli utenti in regola. Davanti alla chiesa di Quinto di Treviso un attraversamento pedonale pericoloso perché poco illuminato, pioggia di segnalazione alla nostra redazione. Regalare il pane invenduto a fine giornata a chi ne ha bisogno, l'idea solidale parte da Mogliano, un panificio ha già aderito all'iniziativa per la settimana di Pasqua. Presepe di Pasqua anche a Frescada di Preganzioli, i parrocchiani hanno realizzato nella chiesa della frazione la particolare tradizione. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con quanto accaduto stamane sui cieli, nei cieli della Lombardia, dove 2 jet militari partiti da Istrana per intercettare un aereo di linea francese che aveva interrotto i contatti, facendo quindi scattare l'allarme di dirottamento, hanno rotto il muro del suono. Panico ovviamente tra le popolazioni per il boato, forte boato, avvertito. Sentiamo. Due esplosioni, una dopo l'altra, così forti da far tremare i muri e i vetri delle abitazioni a cavallo tra Lombardia e Valle d'Aosta. Cittadini terrorizzati che sono scesi in strada, centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine presi d'assalto da chiamate di persone impaurite. Inizialmente si era pensato ad una scossa di terremoto, al punto che nel bergamasco 2 scuole elementari e il tribunale sono stati evacuati per precauzione. Dopo alcune verifiche è stato possibile ricostruire quanto accaduto. A causare i boati 2 aerei militari che hanno rotto il muro del suono. La cellula d'allarme dei velivoli, la coppia di Istrana, è stata mandata in volo con procedura d'allarme a seguito di una mancanza improvvisa di comunicazione con un vettore civile, in questo caso era un Boeing 777 di Air France, che ha perso il contatto con gli enti del traffico civile. L'aeronautica militare sottolinea come i velivoli d'allarme siano decollati da Istrana a seguito dell'ordine di scramble ricevuto dal Combined Air Operations Center di Torrejón, ente NATO responsabile d'area del servizio di sorveglianza dello spazio aereo. Sono saliti a una quota veramente alta, questo per mitigare, visto la necessità di intervenire legati alla particolare situazione di necessità di intervenire nei tempi, minimi tempi, e quindi hanno sorpassato, oltrepassato la barriera del suono e sono andati supersonici. Nonostante la quota fosse elevata, come vi ho detto prima, le condizioni meteorologiche di vento e di temperatura hanno amplificato la propagazione dell'onda d'urto, questa rendendola quindi particolarmente udibile al suolo. Gli Eurofighter hanno intercettato il velivolo francese sopra i cieli della Lombardia, dove hanno identificato l'aeromobile civile e si sono assicurati che l'equipaggio avesse ripristinato i regolari contatti radio con gli enti del traffico aereo. A quel punto sono rientrati alla base. Questa procedura è la dimostrazione della prontezza, della reattività del dispositivo di difesa dello spazio aereo, questo a garanzia della nostra sicurezza. Adesso una notizia di cronaca appena giunta in redazione per un incendio che è scoppiato poco dopo le 19 a Codognè in via Goldoni, un incendio divampato sul tetto di 2 case abbinate per cause ancora in fase di accertamento, un rogo che è ancora in corso. Stanno operando in questo momento 4 squadre, 2 da Motta di Levenza e 2 da Conegliano, ovviamente è molto probabile che l'edificio debba essere evacuato, ma come dicevamo è ancora in corso l'intervento e nel caso vi aggiorneremo su questa vicenda, su questo incendio nel corso del nostro telegiornale. Adesso a Volpago del Montello, dove ieri c'è stata una affollata assemblea, tema
ormai ricorrente era la richiesta da parte di Terna di realizzazione di una centrale di smistamento dell'energia elettrica, 80.000 metri quadrati tra tralicci, trasformatori e collegamenti alla tensione di 380.000 volt. Il responso è stato unanime. La sala affollata di ieri sera testimonia da sola quanto sia sentita dalla popolazione la vicenda Elettrodotti e Volpago. E non solo, visto che accanto al sindaco Guizzo ieri sera sul tavolo dei relatori c'era anche il primo cittadino di Scorzè, che dell'affare centrale di smistamento condivide in parte la sorte di Volpago. La storia è di lunga data e riguarda l'ammodernamento delle linee di distribuzione dell'energia elettrica con Terna, azienda statale che gestisce linee e tralicci, impegnata a creare una vera e propria rete di sicurezza con nodi di distribuzione come nel caso appunto di Volpago. Qui si tratta di una centrale da 80.000 metri quadrati, in un tracciato che dovrebbe intersecare i tralicci già esistenti che arrivano da Cordignano con quelli che scendono dal Bellunese. In questa cartina del 2012 si comprende bene tutto il progetto, che ha incontrato da subito la resistenza dei territori, la stessa di ieri sera. Erano presenti ben 18 comunità rappresentate dai loro sindaci. Diciamo che abbiamo trovato una linea di azione comune sostanzialmente sul portare avanti in alternativa all'attuale proposta di Terna la riproposizione del primo progetto di Terna che prevedeva il correre lungo l'autostrada con elettrodotti interrati. Spostare dunque la tratta Alfa d'Alto lungo la A27 verso il nodo di Venezia Nord, ma anche pensare di interrare l'attuale linea Cordignano verso Montecchio approfittando dei cantieri della Pedemontana, con indubbi benefici sul fronte dell'inquinamento elettromagnetico. È impensabile che in questo territorio ci vengano portati ulteriori elettrodotti o vengono potenziati quelli esistenti. La soluzione proposta permetterebbe di eliminare sia la centrale ma anche di eliminare ulteriori possibilità di alti elettrodotti aerei sul territorio. Noi siamo il comune più escavato della provincia di Treviso, per darvi un rapporto. Abbiamo poi la Pedemontana che passa proprio a fianco dell'elettrodotto a 380.000 esistente aereo, e l'unico polmone verde che rimane, tra l'altro coltivato colture intensive di pregio, verrebbe distrutto da ipotesi di questo tipo. Chiara quindi la resistenza del sindaco, ma anche dei cittadini convinti che una rete elettrica efficiente sia indispensabile per i nostri territori, ma non a discapito della salute delle comunità, e per questo chiamano in causa la regione a cui faranno arrivare questa petizione. Sarà chi governa il Veneto che decide dove vengono fatte queste autostrade dell'energia e come vengono fatte, se interrate, se lungo le autostrade, se servono, quindi se servono come si fanno e dove si fanno. Adesso siamo alla pagina della politica trevigiana, con in primo piano ovviamente le prossime amministrative di fine maggio a Casugana, e davvero vicino si avvicina l'accordo con Gentilini, con la Lega ovviamente, per sostenere Mario Conte, centrodestra, quindi la super lista Zaia Gentilini, con personalità all'interno del partito, all'interno del carroccio, convinte che sarà un valore aggiunto fondamentale. Non c'è motivo per criticare Gentilini, soprattutto adesso che ha deciso di far parte della squadra a sostegno di Mario Conte nella corsa a sindaco di Treviso. Il messaggio a tutti i militanti della Lega e non arriva da Marzio Favero, uno dei riferimenti del carroccio trevigiano. Gentilini ha rappresentato l'anima più autentica di Treviso per 20 anni. È un cavallo di razza, come tutti i cavalli di razza può fare le bizze, ma è fondamentale quando si deve correre per la vittoria. Io sono convinto che Gentilini darà una mano lealmente a Mario Conte, che è un ottimo candidato. Regista della riappacificazione il governatore Luca Zaia, che quasi sicuramente condividerà con lo sceriffo di Treviso il nome della lista a sostegno del candidato sindaco. Lista che rischia, commentano già in molti, di prendere più voti di quella del partito. Ecco forse da dove arriverebbero alcune critiche dei giorni scorsi, anche se in molti già pronosticano si dissolveranno nel consenso unanime previsto per il fine settimana al K3, quando tutta la questione verrà discussa dalla base. E a chi critica la candidatura Conte, definendola quella di un giovane volenteroso ma con poca esperienza, Favero ribatte. Quando sono stato candidato a Montebelluna, nella sezione c'erano molti brontolii e mal di pancia, sono passati tutti dopo la vittoria. Questo è il centrodestra. Cosa accade nel centro-sinistra? Facciamo il punto nel prossimo servizio. Tavoli aperti più che mai nel centro-sinistra trevigiano in vista della sfida di fine maggio per il sindaco.
con l'attuale primo cittadino che pare svincolarsi dalle insegne del Partito Democratico varando la sua visione civica, tutta la sinistra si interroga se valga o meno sostenere ancora un progetto per Treviso guidato da Giovanni Manildo. In mezzo ci sarebbero i veti incrociati, le fughe in solitaria come per Futura Sinistra, la lista dell'assessore Cabino, del consigliere Ranieri, sottoscritta anche da Gianni Rasera e da Abdallah Kazagi, che pare decisamente siano critici nei confronti dell'attuale assessore Luciano Franchin e della sua compagine di impegno civile. Con Manildo avrebbero già assicurato il loro sostegno Ofelio Michi e Lan, oltre naturalmente alla lista del Partito Democratico. Tutto al condizionale, come di prassi in queste fasi della politica, con altri schieramenti ancora indecisi sul da farsi. Le mediazioni stanno andando avanti, più che mediazioni stanno cercando di capire qual è l'idea di secondo tempo che si vuole giocare in questa prossima campagna elettorale. Una cosa che noi chiederemo al sindaco appunto è che cosa vuole fare rispetto alle cose, le ricostruzioni sui giornali, i tatticismi, le polemichette sui giornali, fanno parte della politica. Dopodiché io penso che oggi, soprattutto dopo il risultato imponente del centrodestra in questa città, bisogna dare una risposta rispetto a un'idea di società. Come dire, più che alla conta dei consiglieri e assessori, guardiamo dove la sinistra ha perso voti alle politiche, un ragionamento sulle periferie rispetto al centro storico che potrebbe fare la differenza nello schieramento rispetto a quello vincente di 5 anni fa. Come è stata composta fino ad oggi la coalizione, questa garanzia a me personalmente la dava. Voglio capire se c'è questa garanzia anche per il futuro. Torniamo alla cronaca adesso con la tragedia di Codogné, che si interroga sulla fine di una 34enne uscita da pochi giorni dalla comunità di recupero per la tossicodipendenza e trovata purtroppo priva di vita in casa di un amico. Le sirene hanno squarciato il silenzio del paese. In una palazzina del centro si è consumata un'altra tragedia della droga, un tunnel micidiale dal quale è difficile uscire. Alessia Carnelos, 34 anni, aveva appena lasciato la comunità di recupero per la tossicodipendenza. All'alba è stata trovata priva di vita. Sul comodino i soccorritori hanno trovato i resti inequivocabili di quanto accaduto: la siringa, il laccio emostatico, l'accendino. La donna era stata ospitata da un amico ed è stato lui a trovarla a letto in stato di incoscienza. Immediato l'allarme al 118, sul posto l'ambulanza, gli operatori del SUEM hanno tentato disperatamente di strappare Alessia alla morte, ma per la 34enne non c'è stato nulla da fare. Le indagini ora dei carabinieri per risalire a chi le ha ceduto la droga. Nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico per stabilire le cause di questa overdose, se ad uccidere la 34enne sia stata la quantità o la qualità dello stupefacente. Adesso torniamo a parlare del protocollo che nel Tribunale di Venezia detta nuove regole nei ricorsi dei richiedenti asilo. Polemiche che abbiamo raccontato nei nostri telegiornali di Venezia e che ovviamente fanno discutere, creano dibattito, un argomento che fa discutere anche in Tribunale a Treviso. Sulla questione è intervenuto noto avvocato trevigiano Stefano Pietrobon. Una questione quanto mai spinosa che fa discutere i tribunali del Veneto. Il protocollo, che di fatto detta nuove regole nei ricorsi dei richiedenti asilo, non è passato inosservato nemmeno a Treviso. A scatenare la polemica è la richiesta ai legali dei richiedenti asilo che si recano in tribunale con i loro clienti a esibire un certificato medico di buona salute. Sulla vicenda è intervenuto anche l'avvocato Stefano Pietrobon, che spiega che in passato si è trovato a difendere persone con malattie particolari. Mi è stato sempre detto prima, cioè chi lo accompagnava, quindi la polizia penitenziaria o gli agenti di polizia, mi avvisavano del fatto che la persona poteva avere una determinata patologia, adottavi quelle precauzioni minime del non avvicinarsi troppo, evitare contatti diretti, perché non sapendo il tipo di malattia e le modalità di trasmissione, chiaramente, insomma, precauzioni che finora evidentemente mi hanno sempre assicurato di vivere serenamente. Da un punto di vista procedurale, spiega Pietrobon, imporre ad un avvocato di munirsi di un certificato medico e quindi farsi carico di una responsabilità così marcata mi pare, dice, un eccesso di potere. Poi aggiunge: potrebbe essere letta come manifestazione di un preconcetto da parte di un giudice. E ora, pensare a un giudice animato da un preconcetto è quasi una contraddizione in termini. Sulla questione il presidente della regione Luca Zaia aveva invece difeso il protocollo considerandolo sensato e tutt'altro che discriminatorio. La vicenda continuerà sicuramente a far discutere.
Adesso un altro tema che fa sempre discutere, quello delle bollette. Parliamo di bollette dell'energia elettrica. Oggi il presidente di Ascotrade, Stefano Busolini, ha lanciato un appello molto forte ai parlamentari neoeletti perché rivedano una legge che prevede che il buco creato dagli evasori dell'energia elettrica venga sanato dagli utenti che invece sono in regola con il pagamento delle bollette. Sentiamo. Io chiedo al nuovo Parlamento, chiedo ai parlamentari, e invierò una lettera ai parlamentari del Veneto nei prossimi giorni per sensibilizzarli su questo problema, perché va cambiata questa legge. La legge 34, fatta dal governo Monti 2012, che dice al comma 3 sostanzialmente che in caso di queste voragini, da chi vengono pagate? Da noi. Il presidente di Ascotrade, Busolin, fa riferimento al buco stimato in circa 300.000 euro creato dagli evasori energetici, dagli utenti morosi, dai quali alcune società fornitrici di energia elettrica non sono riuscite a riscuotere quanto dovuto. Ammanco che ora dovranno pagare i clienti virtuosi. Una beffa per la quale Stefano Busolin chiede che venga trovata una soluzione da chi domani entrerà in Parlamento, perché il costo delle bollette pesa sul bilancio familiare, soprattutto per quei nuclei più in difficoltà per i quali viene rinnovato per il 9º anno consecutivo il progetto Solidale Amici tra Ascotrade e sindacati per uno sconto del gas. Abbiamo aggiustato anche l'ISEE quest'anno, lo proponiamo con un reddito ISEE di 18.000 euro con uno sconto di 15 centesimi, stiamo parlando della bolletta del gas, con un risparmio su un consumo medio di 1.400 metri cubi anno superiore ai 200 euro. In aiuto alle famiglie e nel territorio, perché poi queste risorse ovviamente in tasca alle famiglie vengono rispese ancora nel territorio, per cui hanno una doppia valenza. Oltre 60.000 le famiglie venete aiutate in questi anni con la campagna Amici, in media 8-10.000 all'anno. Nella provincia di Treviso sono circa 8.000 le famiglie che hanno chiesto il bonus. Questo dimostra come andiamo a rispondere a un bisogno reale, le persone chiaramente cercano la possibilità di risparmiare delle risorse anche importanti. Dunque, nonostante i timidi segnali di ripresa, le famiglie venete hanno ancora bisogno di sostegno, ma arriva un dato confortante che riguarda le richieste di rateizzazione delle bollette, per la prima volta dopo anni in calo. C'è stato un calo tra il 2016 e il 2017 di circa il 25%, quindi da poco più di 6.000 a poco più di 4.000 richieste. Dall'appello di Ascotrade ai parlamentari, un appello invece che è arrivato alla nostra redazione da parte di alcuni residenti di Quinto di Treviso con la nostra rubrica, lo dico ad antenna per segnalare i vostri problemi. Qui parliamo di un attraversamento pedonale particolarmente pericoloso a detta di chi lo utilizza. Siamo davanti alla chiesa di Quinto di Treviso. Il problema principale è il semaforo di Quinto, praticamente quello alla chiesa, che è buio completamente, non ha neanche i faretti sotto, non lo vedono il pedone. A parlare un nostro telespettatore che vive a Quinto e spesso si trova a dover attraversare sulle strisce pedonali davanti alla chiesa. Se di giorno, visto il traffico lungo la Nualese, non è facile passare dall'altro lato della strada, quando cala il buio, spiegano i cittadini, la zona è poco illuminata e attraversare diventa pericoloso. Col buio fanno fatica a vederti. Bisogna sempre fare molta attenzione, anche perché chi arriva nell'altra corsia va via sempre abbastanza veloce oppure in fase di sorpasso. È pericoloso? Sì. Per me sì, ci vorrebbe anche più luci insomma su queste strade. E corrono veloce e non vedono il pedone che attraversa? Sì, sono tanto veloci qua nel centro di Quinto. Anche il nostro telespettatore la scorsa settimana ha rischiato di essere investito. Venerdì scorso, che allora lì è stato mi è arrivato che addirittura ho rincorso quel cretino che mi aveva messo sotto. Sono andato a passare, si è fermata dentro le strisce perché mi ha visto all'ultimo, quell'altro ha sorpassato sulle strisce mentre io stavo passando. Chiara la richiesta dei residenti. Maggiore illuminazione, e là ci vorrebbe qualcosa secondo me anche che un semaforo secondo me, perché è l'unica. Allora, come sempre, se dovete segnalare un problema, un disservizio nella vostra città, nel vostro paese, lungo la vostra via, lo dico ad antenna, lo spazio dedicato a voi, redazione @Antena 3, per scrivere una mail nella quale spiegate il problema, 0422 02 30898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 se invece volete mandare un video, un sms o un WhatsApp.
Adesso vi facciamo vedere altre coordinate invece, perché torniamo a parlare, torneremo domani come ogni settimana, le nostre tappe a Castelfranco per salvare le mura di Castelfranco sono il mercoledì e il venerdì, quindi domani torneremo a parlare delle mura di Castelfranco. Come sapete Antena 3 adotta le mura di Castelfranco, un progetto per la storia, sostiene la nostra emittente la richiesta, l'iniziativa del Comune di Castelfranco di richiedere un aiuto da parte di tutti i trevigiani per poter restaurare le mura storiche cittadine, e quindi quelli sono i riferimenti per donare eventualmente qualcosa. Il Comune di Castelfranco dice bastano 2 euro per salvare le mura di Castelfranco e quindi ridare lo splendore a un progetto, a una storia importante come quella di Castelfranco. Domani torneremo e faremo un'altra tappa nella città castellana. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Pasqua. Rieccoci in studio Telegiornale di Treviso, sanità adesso, per parlare del nuovo servizio di assistenza neuropsichiatrica che prenderà il via nel reparto di pediatria del Cafoncello. A molti il nome Agnese Rossi dirà poco, ma per il Dipartimento Materno-Infantile del Cafoncello questa signora significa molto. Scomparsa da qualche tempo, la donna aveva espresso la volontà che venisse lasciato all'associazione Onlus per mio figlio, che da anni collabora con la pediatria, un immobile di sua proprietà. Volontà che è stata portata avanti dal nipote, unico erede, che ha donato la struttura all'associazione, che l'ha messa in vendita ricavandone 70.000 euro. Soldi che contribuiranno ad avviare un servizio di assistenza neuropsichiatrica per i piccoli pazienti e i loro familiari. Nello specifico, nel Dipartimento Materno-Infantile al personale medico attuale si aggiungeranno uno psicologo, un neuropsichiatra e un neuropsicologo. Questo ci darà l'opportunità di offrire un'assistenza neuropsichiatrica, psicologica e neuropsicologica per tutto il Dipartimento Materno-Infantile. Attualmente nel campo della neuropsichiatria infantile vengono eseguite annualmente 120 consulenze. Il follow-up neonatale segue circa 200 piccoli pazienti, a cui si aggiungono 30 consulenze neuropsichiatriche in patologia neonatale e ostetricia. Il nuovo servizio prevede la consulenza e il sostegno delle famiglie con bambini malati, alle donne in gravidanza, l'assistenza a bambini con patologie neuropsicologiche sempre più in aumento. Un progetto che nasce grazie alla sinergia con l'Associazione per mio figlio, in qualche modo un angelo custode della pediatria. La nostra associazione, perché fa parte del reparto di pediatria da molti anni, e siamo assieme che portiamo avanti i progetti grazie alla loro generosità. Generosità come quella della signora Agnese Rossi. Quest'anno celebriamo i 20 anni dell'associazione, questo è stato un altro gesto che insieme ad altri, ma questo soprattutto un valore veramente importante che ci ha fatto ancora di più sentirci responsabili. Regalare il pane invenduto a fine giornata a chi ne ha bisogno. L'idea solidale che parte da Mogliano Veneto, e un panificio ha già aderito a questa iniziativa per la settimana di Pasqua. Ottima, direi, è giusto perché c'è tanta gente che ha bisogno, quindi trovo che sia una cosa ben fatta. Diciamo. Un pensiero per chi non ha possibilità, perché si trova in difficoltà anche a pagare un pezzo di pane. Diana Ariella ha raccolto una sfida e ora la speranza è che molti la seguano, e non solo nel suo settore. Sacchetti di pane invenduto da regalare a fine giornata. Dal 26 marzo in forma sperimentale per la settimana di Pasqua, e poi si vedrà. Nasce tutto da un moto spontaneo su Facebook nella pagina 6 di Mogliano Veneto Se. Qualcuno posta la foto di un'iniziativa analoga in Italia e la scommessa è: perché non farlo anche da noi? E così parte il motore solidale in fretta e il panificio Diana risponde subito all'appello. D'altronde una cosa simile già la stava facendo, vendendo al prezzo ribassato di €1 il pane non venduto. Stavolta però si va oltre. Quello della giornata, quello che avanza a fine giornata, noi facciamo dei sacchetti e li mettiamo fuori. Chi già lo sapeva è venuto per tutto questo tempo a €1, sempre verso l'orario di chiusura. E adesso magari se qualcun altro lo sa, insomma sa che li mettiamo fuori e
e a chi serve, insomma, sa che è lì. L'invenduto per me cioè, a fine giornata comunque va buttato, se va a buon rendere bene, insomma, se va bene a qualcuno bene. E il plauso dei moglianesi è immediato. Per me sì, è una bellissima iniziativa. Penso che sia una cosa sicuramente da tenere in considerazione, anzi dovrebbe prendere esempio un po' tutti. Si parte il 26 marzo dunque aspettando che altri la seguano e con l'amara consapevolezza che iniziative del genere siano sempre più necessarie. La situazione non è delle migliori, quindi io credo che avranno la coda al pomeriggio, purtroppo. Adesso a Frescata di Preganziola, abbiamo raccontato qualche giorno fa a Carbonera, Mignagola, nella parrocchia di Mignagola, della tradizione del presepe di Pasqua, tradizione che esiste ma non è molto diffusa, ma anche a Frescata di Preganziola i parrocchiani realizzano il presepe di Pasqua. Vediamo. Per la prima volta nella chiesa di Frescata viene allestito il presepe di Pasqua, realizzato da un gruppo di famiglie che dal 2009 sono impegnate in questo allestimento. Fino all'anno scorso ospitato in un'altra parrocchia e quest'anno è arrivato qui con la rappresentazione dei momenti salienti della Settimana Santa. Dall'ingresso di Gerusalemme all'ultima cena, l'orazione dell'orto e fino appunto alle tappe della Via Crucis fino alla morte, e ovviamente poi non si conclude tutto con la morte di Gesù, ma con la festa di Pasqua e la risurrezione di Cristo che vince la morte. 3 parrocchiani, Enrico, Sonia e Daniele, hanno materialmente realizzato tutte le componenti del presepe, aiutati quest'anno dai bambini dell'oratorio. I bambini della parrocchia, abbiamo avuto domeniche in cui lo facevamo, dove avevamo anche 40 bambini che si fermavano dopo messa. Il presepe sarà visitabile dalla prossima domenica per tutto il mese di aprile. Ringraziare veramente per l'aiuto Don Federico che ci ha dato lo spazio, il nostro parroco, le catechiste che ci hanno dato una mano, i genitori e i nonni che hanno partecipato anche materialmente, e soprattutto un grazie enorme ad Enrico, la Sonia e la Daniela e ai giovani bambini e ragazzi che hanno realizzato tutta questa opera. Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo con 20:10, una puntata da non perdere perché ospite di Ferdinando Varino è la giovane, bella e simpatica imprenditrice brasiliana Jesuslene Gomes, che come abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali sta girando letteralmente a piedi il nostro Veneto per scoprire le bellezze e le tradizioni della nostra regione. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sempre bel tempo sul Triveneto, ci attende una giornata caratterizzata dal sole. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 23 marzo. Sul Veneto ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, tuttavia con locali e innocui addensamenti. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -2 e 1 grado, valori massimi che risulteranno essere in aumento e compresi dunque tra 9 e 12 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole con cielo sereno nella prima parte della giornata, più nubi ma senza conseguenze col passare delle ore. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 10 e 11 gradi circa. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento al massimo con poche nubi sparse qua e là. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime invece in aumento intorno ai 14 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.